Salve amici di Vadalmax e benvenuti in questo nuovo appuntamento con le guide alla Like a Sir. In questo video andremo alla scoperta dei segreti del Chioggia Kart. Prima di iniziare però volevo ringraziarvi perché credetemi, 460 persone per un canale con un tema di nicchia come il karting amatoriale è veramente tanta roba, non me l'aspettavo. Vi invito a continuare così, ad iscrivervi, a passare a tutti i social che dovete iscrizione, Facebook e Instagram. Passate anche da Twitch perché più avanti voglio portare lì le live su GT Sport. Appena avrò qualche possibilità in più vorrei fare veramente tante cose fighe anche per voi. Vi ringrazio per i feedback che mi state dando perché credetemi, ho notato che effettivamente l'inquadratura laterale degli onboard del Motorsport effettivamente fa venire abbastanza lo sbocco. Potrebbe farvi riproporre il cenone di Capodanno di quest'anno, anzi di 2 anni fa. Comunque poche chiacchiere, ritorniamo al tema di questo video. Chioggia Kart, sapete, è una delle mie piste del cuore. Non tanto diciamo per la parte tecnica, sì, è molto carina comunque come pista, va veramente molto bene anche per allenarsi, però sapete il rapporto che ho con Nico è veramente bello. Proprio di un'umanità bellissima, e sapete quando c'è stato l'incendio qui a febbraio veramente mi si è spezzato il cuore sapendo a quanti sacrifici hanno fatto lui e Martina. Ma come ho detto anche nel vlog della tappa degli amici del kart di Veneto appunto di Chioggia, ve lo lascerò qui in alto nelle schede da questa parte, noi veneti o comunque tutti noi italiani abbiamo qualcosa che quando ci capita qualcosa di brutto abbiamo sempre la capacità di reagire, di rialzarci e di riprenderci più forti di prima. Ed è stato anche il caso del Chioggia Kart dopo l'incendio. Flotta nuova con i CRG, con una struttura nuova che mi è piaciuta veramente tanto, anche la nuova pit lane dove andare a ricoverare i kart, coperta veramente molto bella, per poi arrivare al layout. Devo ammetterlo, questa configurazione della pista mi è meno congeniale rispetto al passato, perché comunque ci sono un po' più di ripartenza da fermo e avendo qualche chilo in più, diciamo, non essendo poi così tanto avvezzo a girare spesso con i CRG, la fatica e la difficoltà di guida si vede e si sente. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, che in una gara di 20 minuti o comunque in una endurance lì a Chioggia bisogna tener conto anche del fattore gomme, perché il buon Nico mi ha confessato che lui non utilizza le classiche gomme da cemento armato che si usa sui soliti rental, ma delle gomme con una mescola un po' più dura, per cui bisogna anche saperla un attimino gestire e sfruttare nel loro range di utilizzo. Per cui senza alcun indugio andiamo a vedere come si gira a Chioggia Kart. Devo ammetterlo, quella domenica è stata veramente torrida, 30-31 gradi perché fossimo vicini al mare, la pista era tanto scivolosa per cui mi vedrete tanto controllare il kart, scivola veramente tanto e credetemi, tanta roba. Comunque, ultimo tornantino, eccoci sul traguardo, curvone da affrontare in pieno full gas, si arriva alla seconda piega a destra e qui bisogna frenare per la prima vera staccata importante del circuito. Staccate più o meno a 3/4 del cordolo, sfruttatelo con le due gomme esterne per poi andare ad impostare la curva molto ritardata come punto di corda, prendete come riferimento la spigolatura del cordolo, perché poi ci sarà da fare subito un richiamo a sinistra da affrontare in pieno. Breve a lungo, altra 90 gradi a sinistra velocissima da fare in pieno e qui si arriva alla S. L'ho chiamata S perché comunque non è una chicane come quella che vedrete più avanti, ma è proprio un S molto rotonda da fare molto in percorrenza in maniera quanto più pulita possibile. Andate a impostare la curva verso sempre 3/4 del cordolo esterno, impostatela, state veramente tanto stretti sulla prima sinistra in modo da poter impostare in maniera ottimale il richiamo a destra, per poi lasciar scorrere il kart verso il cordolo esterno che trovate qui alla mia sinistra. Andate a sfruttarlo anche con le due ruote perché poi si andrà a affrontare il tornantone che qui è stato modificato rispetto al passato, per cui andate a frenare, impostate il punto di corda proprio sempre in prossimità della spigolatura di quel spigolo del cordolo e lasciate scorrere il kart verso l'esterno perché poi si arriva alla prima variante. Perché l'ho chiamata prima variante? Perché come forma mi ricorda tantissimo quella di Monza, anche se ovviamente in scala ridotta. Frenate, impostate, state
veramente tanto stretti quando affrontate la corda della prima a destra, per poi subito fare il richiamo a sinistra proprio dove ci sono le gomme. Lasciate scorrere il kart verso l'esterno, sfruttate il cordolo esterno che anche se è un pelo rialzato, però potete sfruttarlo in maniera abbastanza tranquilla senza passarci sopra ovviamente, perché sennò sfasciate tutto. Breve a lungo e si arriva alle ultime due curve. Qui credetemi ho avuto le maggiori difficoltà durante la gara perché mi scivolava in frenata, veramente, è stato veramente difficile come gara quella degli amici del kart veneto. Per cui andate a frenare dopo il dosso, impostate la curva, prendete come riferimento per la corda la pila di gomme a centro dell'attornantino a destra, state ben stretti, poi andate subito a impostare il richiamo a sinistra, sempre sfruttando come riferimento per la corda della curva la pila di gomme alla vostra sinistra, per poi lasciar scorrere il kart verso l'esterno per arrivare sul traguardo e iniziare un nuovo giro. Bene, spero che questo video e questa guida vi siano stati utili. Lo so, 41,9 non è un granché di tempo, però credo che sia una buona base su cui lavorare per il futuro. Se questo video vi è piaciuto, invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare a tutti i social che sono in descrizione, Facebook e Instagram, attivate la campanella notifiche, quella è molto importante. Vi aspetto anche su Twitch per le prossime live di GT Sport e preparatevi perché prossimamente potrebbero arrivare delle gran belle collaborazioni. Dal vostro Max è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Bye bye!